Siamo sulle rive di Solighetto e scopo è fare un po' il punto sulla situazione della flavescenza dorata e abbiamo scelto proprio questo filare in quanto voi vedete le tre situazioni di quest'anno. Allora, innanzitutto una vite sta bene, una vite che presenta proprio il caratteristico grappolo del 2023, cioè un grappolo lungo, molto spargolo, e questo sicuramente è positivo per avere alla fine un'uva più sana e un'uva più matura. La vegetazione, vedete, grazie anche alle piogge dei giorni scorsi, è verde, non ci sono malattie evidenti e in questo caso proprio non si vede neanche nessun sintomo di flavescenza dorata. Ci spostiamo poi invece su questa è una barbatella piantata pochi mesi fa e grazie proprio alle piogge in questo caso si è sostituita una vite sicuramente tolta a causa flavescenza dorata con una barbatella che, contrariamente al 2022 quando non era mai piovuto, quest'anno stanno rapidamente crescendo e questo a favore di una rapida ricostituzione del vigneto. Quindi già due situazioni diverse. Poi arriviamo alla terza vite, invece questa è una vite che probabilmente è stata tagliata pochi giorni fa a causa dei sintomi di flavescenza dorata. Possiamo quindi dire che qui ci troviamo in un vigneto dove il viticoltore è un viticoltore attento che immediatamente elimina le ultime infezioni che ci sono nei vigneti, che immediatamente ha sostituito le barbatelle che erano malate, ma che comunque fa anche attenzione alle viti e alla restante parte del vigneto. Possiamo confermare che ad oggi, grazie ai rilievi fatti dal nostro servizio tecnico del consorzio, la presenza di individui nelle loro forme giovanili e già nelle prime forme adulte sono diminuiti del 70% rispetto all'anno scorso, e questo è sicuramente frutto dell'attività che è stata eseguita nel 2022. Quindi se abbiamo viti infettive sempre meno presenti grazie ancora all'assidua attività dei viticoltori e dall'altro abbiamo un 70% di individui che potrebbero diventare potenzialmente infetti nei prossimi giorni, questo ci fa ben sperare che ci stiamo avviando verso assolutamente non la soluzione del problema, perché sarà praticamente impossibile risolvere il problema al 100%, ma ci stiamo avviando verso una convivenza sostenibile tra viticoltura e presenza di flavescenza dorata. Per cui un appello accorato ai viticoltori affinché continuino anche nelle prossime settimane ad operare come questo viticoltore che ha tagliato le viti infette, a continuare ad eseguire i trattamenti secondo il bollettino che verrà e le finestre che verranno consigliate dal consorzio, con l'attenzione di eseguire tutti assieme i trattamenti con i prodotti consigliati e soprattutto non dimenticate anche con volumi d'acqua che siano almeno intorno ai 5 o anche superiori ai 5 ettolitri per ettaro. L'uva si sta rapidamente ingrossando. Prevediamo quindi una vendemmia che non sarà certamente dopo la metà di settembre, almeno per le condizioni ambientali, per cui veramente il consorzio augura a tutti buon lavoro nelle prossime settimane, ringraziando per quanto è stato fatto fino ad oggi.